dell'Assemblea, dove siamo convinti che questo sia solo uno dei passaggi, ce ne saranno diversi altri, di un percorso che vedrà le imprese alleate alla pubblica amministrazione, perché noi abbiamo bisogno di un sistema paese e soprattutto di un territorio che sia amico delle imprese, dove si lavori insieme per creare ricchezza, per creare beni comuni. Ringrazio poi anche Luciano Marton, che è il mio vicepresidente e che mi affianca per quanto riguarda questo importante ambito, oltre all'etica d'impresa, che è un altro dei temi importanti al quale abbiamo appunto voluto dedicare una specifica vicepresidenza. Oggi firmeremo non chiamiamolo un protocollo d'intesa, come generalmente vengono chiamati questi accordi, ma un vero e proprio contratto sociale, perché vogliamo sia qualcosa di più, perché vogliamo che questo sia un percorso condiviso dove attraverso appunto il lavoro di ognuno si riesca ad rendere ancora più ricco questo paese. E attraverso che cosa? Attraverso un modo di operare che deve essere non burocratico, ma la giusta burocrazia, un modo di operare dove si dialoga insieme, dove effettivamente si riconosce il ruolo chiaramente dell'ufficio dogane e dall'altra parte l'importanza di lavorare insieme per quanto riguarda l'export. In particolare con la direzione interregionale delle dogane noi abbiamo un rapporto che dura da tanto tempo e perciò devo dire che abbiamo sempre riconosciuto la loro grande professionalità e capacità di dialogo. Questo lo continueremo e insieme con loro, insieme anche con l'Università di Padova, è stato anche l'apice, l'abbiamo raggiunto con un master addirittura proprio che si occupa di questo ambito per dei ragazzi che vengono formati in modo da essere da una parte preparati per quanto riguarda tutta quella che è la normativa e dall'altra parte preparati anche su quelle che sono le esigenze che arrivano comunque dalle imprese. La direzione delle dogane non è semplicemente un'agenzia con la quale noi ci interfacciamo, ma anche un ruolo fondamentale non solo per l'export che si fa, ma anche per ciò che ci arriva dall'estero. E perciò anche un ruolo importante se voi pensate, non so, all'importazione dei giocattoli, se voi pensate all'importazione di prodotti che comunque sia non vadano a ledere quella che è la produzione industriale nostra, e perciò da questo punto di vista è anche un'eccezionale barriera antifrode che viene svolta tra l'altro in maniera eccellente, perché ricordo che il direttore è anche direttore nazionale, mi sembra, per quanto riguarda repressioni frodi, no? Sì. Ecco. E perciò insomma siamo onorati di avere persone qui a Treviso che abbiano anche una preparazione in tal senso.